In arrivo nuove opportunità per gli aspiranti infermieri grazie alla presentazione di un nuovo corso di laurea in infermieristica dell'Università di Padova in collaborazione con la Regione Veneto. A partire dal prossimo anno accademico, l'ASL 3 Serenissima, che ha fortemente sostenuto l'iniziativa, attiverà il corso a Chioggia offrendo 50 posti per gli studenti interessati. Oggi con questa iniziativa vogliamo presidiare tutto il territorio in modo tale da offrire questa opportunità, far capire quanto è importante questa professione e dare l'opportunità a chi decide di scegliere questa strada di poterlo fare anche vicino a casa. L'offerta formativa nei corsi di laurea in infermieristica è stata costantemente incrementata negli ultimi anni, passando da 1.200 posti a 1.780 nell'anno in corso. Inoltre il numero degli infermieri dipendenti del Servizio Sanitario Regionale è cresciuto da 22.395 unità nel 2019 a oltre 24.000 nel 2023. Questa strategia non solo aumenta l'attrattività dei luoghi, ma anche la possibilità di fidelizzare giovani laureati alle strutture sanitarie e delle realtà in cui si formano. Per noi avere questa offerta formativa è importantissimo anche perché va a diminuire appunto il pendolarismo dei nostri giovani, meno spese per le famiglie perché avere un giovane fuori casa costa e ovviamente avere un potenziale in più nella nostra città. L'annuncio è avvenuto presso la sede dell'Autorità di Sistema Portuale a Venezia che metterà a disposizione gli spazi del padiglione ASPO azienda speciale per il porto di Chioggia, già utilizzati durante l'emergenza Covid e di proprietà del demanio. La collaborazione adesso si amplia con una presenza più stabile che è a beneficio sia dei corsisti che potranno seguire dei corsi direttamente nelle nostre sedi per quanto riguarda personale infermieristico, ma anche corsi per, ed è questo l'elemento principale per quanto ci riguarda, per il personale imbarcato, per i naviganti e anche convenzioni per tutti coloro che operano all'interno del porto di Chioggia. L'iniziativa rappresenta quindi un importante passo avanti nell'ambito dell'istruzione e della sanità, offrendo nuove opportunità di studio e lavoro per gli aspiranti professionisti del settore infermieristico.